Ha confessato di aver ucciso Francesco Bacchi, anche se non era sua intenzione. C'è un fermato per l'omicidio del ventenne assassinato a calci e pugni dopo una serata alla discoteca Medusa di Balestrate. Il fermato è un altro giovane di 20 anni che ha confessato il delitto, dicendo però di non aver avuto intenzione di uccidere la vittima con cui aveva avuto una discussione. Una notte tragica a Balestrate. Dopo le 3, chiusa la discoteca Medusa di via Palermo, è scoppiata una rissa in strada e Bacchi è stato colpito a calci e pugni ed è rimasto a terra. Trasferito all'ospedale di Partinico con un'ambulanza del 118, è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima è figlia di Benedetto Bacchi, re delle scommesse online, finito nell'inchiesta antimafia Game Over, ma il delitto del giovane non avrebbe nulla a che vedere con il crimine organizzato. Il giovane sarebbe stato colpito da una sola delle 7 persone coinvolte nella rissa. I carabinieri di Partinico, che conducono le indagini coordinate dal procuratore di Palermo De Lucia e dal PM Macaluso, stanno passando al setaccio le immagini dei numerosi sistemi di videosorveglianza piazzati dal comune nella zona dove la discoteca ha aperto soltanto un mese fa. Le immagini daranno un contributo per capire cosa sia accaduto e il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, che si è insediato da un paio di mesi, dice che le forze dell'ordine e la procura presto risolveranno anche questo caso. Siamo in presenza di azioni di violenza stupida e aberrante. Alcuni residenti avevano anche presentato un esposto alle forze dell'ordine per denunciare gli schiamazzi e i rischi legati all'assembramento di giovani davanti alla discoteca Medusa. La tragedia arriva a poche settimane dall'omicidio di Rosolino Celesia alla discoteca NOC 3 di via Calvi a Palermo. Ci sono poche parole quando accadono fatti di questo genere, quando si perde la vita, e a perdere la vita tra l'altro un giovane, un ragazzo di 20 anni per futili motivi. È una domenica di tristezza per il sindaco Vito Rizzo, che si fa carico del dolore della sua gente. Si resta sgomenti davanti a queste notizie che si ripetono ogni fine settimana in tutta la provincia di Palermo. Alcuni ragazzi non vanno in discoteca solo per divertirsi, ma per provocare risse. Non riusciamo a comprendere cosa succede ai nostri giovani. La discoteca Medusa, precisa il primo cittadino di Balestrate, è aperta da un mese. Una notizia del genere distrugge anni di lavoro. Ora più che mai serve uno sforzo ed è il primo cittadino a sollecitarlo. Bisogna fare uno sforzo in più tutte le istituzioni, i comuni chiaramente, ma forze dell'ordine, il terzo settore, il mondo dell'associazionismo, la scuola, per provare a invertire la rotta e cambiare qualcosa in particolar modo alle giovani generazioni che troppo spesso, troppe volte si sentono ripetere fatti di questo genere, come se il valore della vita non fosse importante, la propria e quella altrui. Nel 2022, davanti ad un lido, sempre a Balestrate, era avvenuto un altro omicidio, quello di Vincenzo Trovato, 22 anni, morto durante una rissa. Come non viene colpevolizzato il gioielliere che espone la merce e viene derubato, perché non è una colpa mettere la merce in vetrina se il ladro ti fa una rapina. Ho capito che anche noi non dobbiamo colpevolizzarci, perché non è colpa nostra se veniamo massacrate. Sono passati quasi 12 anni dalla brutale aggressione da parte del suo ex compagno che l'ha sequestrata e ridotta in fin di vita. Lidia Vivoli è una sopravvissuta, una che è riuscita a scampare alla morte. Sul suo corpo ci sono ancora i segni di quei colpi di forbice, ma anche cicatrici più profonde. A parte le cicatrici e i punti, però le ossa rotte sono rimaste rotte, lo stesso post-traumatico è rimasto, anzi è peggiorato, la lesione ai tendini, i problemi alle gambe, alle rotule, sì, tanti problemi fisici, psicologici, di un forte stress. Vittima per 2 volte, dopo la scarcerazione dell'uomo avvenuta soltanto 5 mesi dopo il tentato femminicidio. Nel 2012 non era previsto che la vittima venisse avvisata, quindi lui, essendo a casa e domiciliari, non solo evadeva e da Terrasini veniva a Bagheria per venirmi a minacciare, ma mi contattava su tutti i mezzi social, email, messenger possibili, perché li aveva tutti a disposizione. In questi anni Lidia non ha avuto l'aiuto di nessuno. Sono docente storia dell'arte, assistente alla comunicazione, sono anche commissario di bordo, sono assistente di volo, non mi hanno avuto neanche per fare la commessa a Palermo. Io vivo a Bagheria e non ho trovato assolutamente nulla, perché comunque c'è chi dice che sono troppo titolata, c'è chi dice che sono una che potrebbe dare problemi perché ho la denuncia facile, quindi sono anche
colpevolizzata perché ho fatto ciò che lo Stato mi dice. E a proposito della legge regionale che assume che è rimasta sfregiata, dice che servono dei correttivi. Io che ho avuto tentato omicidio, sequestro, stress post-traumatico, fibromialgia, tante malattie che sono venute in seguito a questa aggressione, non ho neanche avuto pagate le visite mediche, adesso mi sento dire che visto che non ho una cicatrice solo sul sopracciglio e sullo zigomo, ma visto che non sono bruciata in faccia o dilaniata, non mi spetta nulla ancora, e a loro però spetta, ai nostri carnefici quanto spetta? Loro fanno parte delle categorie protette e noi? Gli investigatori non si sono mai fermati, né prima né dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. A quasi un anno dalla cattura del boss stragista ci sono state le prime condanne. Risale a pochi giorni fa la sentenza di Lorena Lancieri per la donna conosciuta come la vivandiera del boss, al quale era legata anche sentimentalmente, 13 anni e 4 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. Il marito, Emanuele Bonafede, ha avuto 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento. Altre 2 fiancheggiatrici sono Laura Bonafede e Martina Gentile, madre e figlia. La prima, maestra elementare, è stata anche convivente dell'ex latitante ed è accusata di associazione mafiosa. La seconda è da dicembre ai domiciliari per favoreggiamento. Andrea Bonafede, omonimo del geometra che divenne l'alias dell'ex Primo La Rossa, è stato condannato dal GUP a 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato. L'operaio comunale sarebbe stato colui che avrebbe consegnato i documenti sanitari necessari al boss per curarsi. Manette anche per Alfonso Tumbarello, il medico che firmava le ricette del capo mafia, poi scarcerato e a processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Carcere anche per Giovanni Luppino, sulla carta imprenditore agricolo, di fatto fedelissimo autista del boss. Era lui ad accompagnarlo alle sedute di chemioterapia da Campobello di Mazara a Palermo. Il 16 gennaio si aprirà il processo per Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro, che gestiva gli affari e i contatti per conto del boss. E poi l'ultimo arresto che riguarda Lillo Giambalvo, imprenditore col pallino della politica, ex consigliere comunale di Castelvetrano, condannato a 6 anni per estorsione ai danni di un imprenditore edile. L'uomo, indagato per la sua vicinanza alle famiglie mafiose di Castellammare del Golfo, confermò in TV di aver conosciuto e frequentato l'allora latitante. L'episodio portò alla sua immediata sospensione dalla carica. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, oggi ribadisce costantemente che l'arresto del boss non è il punto di arrivo della lotta a Cosa Nostra. I documenti trovati, soprattutto nell'ultimo covo di San Vito, aprono nuovi spunti alle indagini. Ha vissuto le guerre mondiali, le pandemie, la nascita della Repubblica. Nonna Francesca di Agrigento ha compiuto 112 anni, è la più anziana di Sicilia, ma gli ultracentenari sono sempre di più. Si vive più a lungo perché c'è una buona sanità in Italia, per cui, come anche nel mondo, si cerca di fare sempre prevenzione e nel contempo si cura con attrezzature e medici sempre più preparati. La prevenzione è fondamentale, controllarsi sempre, anche quando si pensa di stare bene, è uno dei consigli che danno gli esperti. Per vivere a lungo, determinante è lo stile di vita. E soprattutto c'è il discorso dell'alimentazione. Dobbiamo aumentare sempre di più le fibre, non dobbiamo togliere le proteine di origine animale perché sono quelle che ci danno gli anticorpi, dobbiamo sempre mettere i buoni carboidrati, i quali sono legati non solo alla pasta, al riso, ma anche alla frutta, anche ad alcune verdure e nel contempo i legumi, che sono sempre poco utilizzati. Non sempre, però chi vive tanto sta bene. Molto spesso non siamo in buona salute, siamo in una situazione molto particolare in cui la longevità ci permette a volte di essere allettati. Camminare, non abbuffarsi ed essere ottimisti. È un po' questo il segreto della longevità, che ci racconta chi ha spento 100 o più candeline. Nonna Francesca ha vissuto sempre così. Chi vuole provare a superare i 100 anni segua questi consigli. Funzioneranno, lo scopriremo solo vivendo. 47, 78, 89, 28, 13, 44. L'ultimo c'è quando sono 13 e 44. 13 e 44 sono noi? No, non Giocatore tanto accanito quanto sfigato, Ferdinando Quagliolo sogna di vincere un premio milionario al lotto finché il defunto padre non compare in sogno al suo fortunatissimo impiegato nonché quasi futuro genero, scatenando una notevole invidia. Il padre si sarà confuso, la vincita appartiene a lui. Torna sulle scene l'esilarante coppia di attori catanesi Salvo Saitta ed Edoardo Saitta, protagonisti di Non ti pago, l'immortale commedia di Edoardo De Filippo, allestita al Teatro Angelo Musco di Catania con la regia di Antonello Capodici.
ci dobbiamo aspettare una bella storia di vita, una bella lezione di vita, ci aspettiamo anche tante risate perché Edoardo non scriveva per il pubblico, quindi uno spettacolo che sicuramente divertirà, che ci farà riflettere su alcuni aspetti della vita sociale, della vita matrimoniale, del rapporto tra padri e figli. Fermamente convinto delle proprie idee, Ferdinando si rivolge prima alla legge degli uomini con l'avvocato Strumillo, poi alla legge di Dio con il parroco Don Raffaele, cercando invano alleati. Non ti pago, dice Saitta, è la commedia del sentimento e del paradosso. È il paradosso che fa ridere, no? Questo dramma paradossale che se fatto con il sentimento, con cui si vivrebbe un tradimento del genere oggi, insomma, fa scaturire la risata. Ferdinando, prima avevo qualche dubbio, ma ora mi sono tranquillizzata. Tu sei cretino! Lo spettacolo, prodotto dall'associazione ABC, sarà in scena al Musco fino al prossimo 28 gennaio. 2 gol, un palo, altre 7 occasioni, colpi di tacco e tunnel. Quella di Caserta è la partita perfetta del Messina, che ferma la corsa della vicecapolista all'inseguimento della Juve Stabia, ma soprattutto esce dalla zona play-out con 2 punti di vantaggio. Nel momento più complicato, tra assenze, infortuni, contrasti interni societari e tecnici e un mercato mediocre, i giallorossi giocano la migliore partita della stagione contro una Casertana deludente in un Pinto senza tifosi per la squalifica di un turno. Modica vince il duello a distanza con l'amico Cangelosi, fermato con la variante 4-2-3-1 rispetto al classico modulo zemaniano, dopo 12 risultati utili consecutivi con 9 successi e 3 pari. Dopo un inizio equilibrato, Rosafio prende per mano il Messina e arma il pomeriggio d'autore di Michele Mausso, che con la doppietta in Campania diventa capocannoniere peloritano con 6 centri. Il primo al 20° minuto con un colpo di testa vincente sulla respinta di Venturi sul cross di Rosafio, che prima del riposo sfiora il bis in altre 2 occasioni, ancora più clamorosa quella di Franco. Casertana non pervenuta. Il Messina domina anche la ripresa, che si apre al minuto 15 con il raddoppio del 10 giallorosso, che sfrutta il lavoro sulla fascia di Salvo e batte Venturi dopo un tunnel a Soprano. Sul 2-0 gli ospiti colpiscono un legno con Firenze su punizione e soltanto la bravura di Venturi e soprattutto l'imprecisione di Emmausso evitano un passivo maggiore. E la domenica anche di Fumagalli, che torna a Caserta da ex, mantiene la porta imbattuta e festeggia la prima vittoria del 2024 con il figlio Jacopo in panchina per la sua prima convocazione nel Messina. Alla ricerca dell'entusiasmo. Sembra questa la ricetta giusta per lanciare il Catania nella fase decisiva della stagione. Il 4-0 contro il Brindisi va commisurato alla qualità dell'avversario, ma va anche detto che alcune partite precedenti con squadre che come i pugliesi venivano a chiudersi al Massimino sono andate male. E allora fanno bene i tifosi ad applaudire il primo gol di Di Carmine, ma soprattutto la sua partita, perché superati i problemi fisici il bomber fa la differenza. Fa bene il pubblico a gioire nel vedere qualche trama di qualità o nell'assistere alla parabola beffarda di Zammarini ruba palloni, capace di dare costanti strappi alla partita e ancora decisivo. Entusiasmo, quello che hanno portato i nuovi, quello che chiede Lucarelli. Dobbiamo giocare col sorriso sulla faccia quando abbiamo la palla e col sangue agli occhi quando non ce l'abbiamo, perché secondo me un atleta triste ha già perso in partenza. L'esultanza di Costantino, che dopo il rigore del 3-0 corre felice e anche pieno di grinta verso la Nord, cascando pure, è quella in cui i tifosi si riconoscono. La voglia, insomma, di incidere, di mettere da parte le paure o le timidezze sportive, come le chiama Chiarella. Lucarelli gli ha chiesto di essere decisivo e ieri ha messo il primo mattone con la rete del 4-0. Adesso arrivano 10 giorni importanti con le prossime sfide di Picerno e Rimini in Coppa e con un mercato apertissimo. La lista della spesa la fa Lucarelli. Dietro in questo momento siamo un po' contati, anche perché Silvestri non promette bene la cosa e quindi potremmo fare degli innesti in difesa, a centrocampo e poi qualcosa davanti vediamo. Ancora una volta il Palermo torna dalla pausa con la testa ancora ai festeggiamenti e viene punito da un Cittadella giunto alla quinta vittoria consecutiva al tombolato. 2-0 Palermo senza anima, ingenuo, distratto e sempre in ritardo, come in occasione dai 2 gol segnati dal Cittadella. La squadra ha iniziato bene, ha avuto anche l'opportunità per andare in vantaggio. Abbiamo preso un gol su un fallo laterale nostro,
ma abbiamo rischiato oggettivamente poco, di conseguenza il primo tempo secondo me non era giusto il vantaggio del Cittadella. Il secondo tempo abbiamo iniziato con una grande occasione per poter pareggiare, purtroppo pochi minuti dopo abbiamo subito l'espulsione di Leo, che di conseguenza in inferiorità numerica col Cittadella, che sta vivendo un momento importante, ci ha complicato ancora di più le cose. La squadra ci ha provato, ma oggettivamente era difficile poi andare a recuperare il risultato. Poche idee ma confuse, a centrocampo manca chi gestisce palla e manovra e l'arrendevolezza che preoccupa. La prestazione del primo tempo c'è stata, abbiamo giocato come avevamo preparata, abbiamo creato occasioni. Come ho detto in settimana dobbiamo stare più attenti sui dettagli per primo. Questo che in B fa la differenza soprattutto contro squadre di questo tipo. Mercato nei prossimi giorni sarà ufficializzato il centrocampista Ranocchia di proprietà della Juventus.